E a questo punto, come annunziò, arriva una voce dopunente, una voce femminile che alla prima giorno ci denota al Festival da Canzone Ligure de Arbenga, così ne approfittiamo per salutare anche gli amici da Rivea de Punente, Olinda Didea. Una voce protagonista anche in tu mondo di Tralalero dopunente, ma in questa occasione chi a Campomon Olinda mettiamo qui tra i due microfoni, cosa sentiamo? Quali sono le due canzoni? Allora, le due canzoni sono Come Saieva Bellu e Beato chi sa vive. La prima da cosa parla? Allora, la prima parla che sarebbe bello poter tornare indietro di 30 anni e poter rivivere quelle che sono le nostre tradizioni che purtroppo nel tempo stanno andando e si sono perse. E la seconda invece? E seconda è Beato chi sa vivere, diciamo, posso dire fregandosi, pensando che a morire c'è sempre tempo e anche a pagare. Quindi diciamo che è una canzone molto allegra, molto carina. Diciamo che di questi tempi può aiutare a distrarsi. Seguo. Olinda Didea al Festival Ghessemo, a te. Sì. Sta diventando un mondo strano, donde tutto vuole sempre un problema. Se vive sempre colpa tema di chissà cosa succede a domani. Beato chi sa vive, chi te veramente poco si contenta, chi pigia sempre di tu, ragionando che con calma e con pazienza, chi l'è sempre contento, chi decide sempre all'ultimo momento. Amo io che sempre tempo, beato chi ha fortuna, se lasciasse a mattina qualuna buona, perché sarà segnasse, che a pagare e a morire non ce n'è. È veramente una fortuna, se ti trovi te curva strada buona, perché la vita l'è sempre in salita, per i va bisogna sempre pedalare. Beato chi sa vive, chi è veramente poco si contenta, chi pigia sempre di tu, ragionando che con calma e con pazienza, chi l'è sempre contento, tu decide sempre all'ultimo momento, tu pensa su dispetto, che a pagare e amo io che sempre tempo, beato chi ha fortuna, se lasciasse a mattina qualuna buona, perché sarà segnasse, che a cantare e a ciurbi insieme non serve. E amo io che sempre tempo, beato chi ha fortuna, se lasciasse a mattina qualuna buona, perché sarà segnasse, che sciscia e ciurbi insieme non serve, perché sarà segnasse, che sciscia e ciurbi insieme non serve. Grazie. Olinda Didea in ringraziamento speciale che da fa, giusto?
Allora, no, più che altro io volevo salutare, allora intanto volevo far presente che faccio parte di una squadra di Trallallero Ligure, l'unica del Ponente, una delle prime che ha avuto una donna, detta Bagascetta, si può dire, E com'è? detta Bagascetta, ed è la squadra Albenga Canta. E volevo salutare anche due colleghe, sempre delle squadre di Trallallero della zona, che è la Val Verde, e sono Roberta e Loredana. E ci tenevo a salutarle proprio perché anche loro fanno parte di una particolarità, perché sono donne, quindi questo è una cosa a cui tenevo particolarmente. Poi volevo ringraziare Mike che mi ha permesso di essere qui, sono emozionatissima, siete grandi, vi ringrazio. Grazie a te.